Nella prima giornata post festeggiamenti il sindaco è arrivato in municipio alle 9:15 circa per uscirne solo dopo l'ora di pranzo. Luigi Brugnaro si è chiuso in ufficio uscendo brevemente e a passo svelto, scortato dal direttore generale Agostini solo per incontrare il personale addetto al cerimoniale. Successiva riunione con la segretaria generale del comune Rita Carcò, quindi pomeriggio a Murano. Nessun incontro con persone esterne alla macchina comunale, no comment per la stampa e per i veneziani, ma la scaletta delle sue priorità è già ben chiara. Fine della ZTL a Mestre, da quando c'è il passante, dice Brugnaro, non serve più. Adesso non ha senso, adesso stanno morendo i negozi, anzi tanti sono anche già morti, il tram ci ha dato la botta finale, poi ci si mette in qualche pista ciclabile con i muretti alti così, quelli di via Trieste, con la gente che fa le manifestazioni, per dirti non farmi il muretto. Venezia dovrà tornare a essere il motore della ripresa economica del Veneto e non solo. Vi ho chiamati subito tutti gli investitori pubblici o privati di tutta la città metropolitana per far nascere un'agenzia di sviluppo, per mettere su un tavolo tutte le proposte di investimento, le capacità di investimento e di attrazione di investimenti che abbiamo. Tolleranza per le piccole infrazioni formali che non creano danni al comune ma solo perdite di tempo al cittadino. Non andiamo più a misurare la tendina del commerciante o la cassetta di frutta di 5 metri o quella signora che è in ritardo di 5 minuti su una striscia blu. Più spazio alla cultura in terraferma, in città ce n'è forse troppa. Abbiamo l'obiettivo di non aggravare più di così il centro storico, perché dobbiamo trovare e far sviluppare iniziative in terraferma, culturali, sportive, associative, quello che c'è, che sia sussidiario, cioè che paghino i privati, siano i privati stessi ad agire per ampliare l'offerta, diciamo, turistica, culturale di tutto il territorio.